Allora lei era elettricista alla Cantone, sempre sta. E dopo aveva 7 figli. Dopo lui era in comune come assessore, lei sta in comune. E dopo i socialisti non gli erano ben visti. E dopo l'ha sempre, quando che lo chiamava anche alla gente per aggiustare, non lo voleva mai niente, lo faceva sempre per piacere. Aveva un cuore d'oro per lei. E dopo che aveva tutti i figli, lui aveva fatto domanda che un fratello era sul Nord America, voleva che andassi là. E vinse e lo bloccò, non la posso andare, perché erano dei socialisti. Un po' benone, un po' più miseria che altro, ecco. Perché dopo è venuta la guerra, erano tutti i figli militari e una volta non era chi pagava come adesso. Non gli dava niente, si viveva da mattinino. Allora sotto il fascismo loro erano anche a me quella volta, perché sono del 31. Gli ha fatto, aveva detto, gli ha fatto stellamento. Gli veniva per le case dove chi era tosato, gli determinati diceva, lei era Gigio Sari, si occupava della Veronica. Via dentro diceva, Tony, fuori tosati, fuori tosate. E loro erano nascosti al giardino dei Galvani, perché si aveva la mura noi altri. E loro si nascondeva là. E la portò solo in piazza, mio papà. Allora dopo, siccome che si aveva amicizia con l'ufficiale di posta, l'ha visto che no, disse Tony, va a casa, se non era a casa che il bar dei tosati dove chi è, chi viene i solori. E loro eravamo là, e io insomma i fratelli do. E dopo uno è delle parti da Vilac, che dopo per fortuna era venuto a casa, e quell'altro a Udine, gliene portai via tutti là, quei giovani, perché quei più vecchi gli era già a militare. Insomma, che dopo i fascisti, non sarebbero stati i fascisti. La rovina era sì, loro che gli diceva ai tedeschi, andiamo qua, che la gente... Ecco, quella è il danno, sempre italiani. E andiamo per le case e loro si domandava tutto. Se che mia mamma alla fine vendù la vera, perché non era niente da mangiare, e dopo una vita al var di sacrifici proprio. E dopo i tedeschi, un da San Quarin, che era partigiano, e lo accopparono e lo ha girato col frugosè, camionsen lì, tutte le contrade del paese, no? E dopo lo ha piccato sotto il municipio. 8 giorni gli sta là a picca. Ma per ancora la vede. Ma non è vecchia quella? Perché ha piccato 2 volte? Che le era rotta la coda. Sì, quella. 2 volte. Sì. E la terza è quella che sta piccando. 8 giorni piccava sotto il municipio. Altro. Devo andare solo al pane in piazza, perché se lo vedeva, non era come adesso, come una volta. Era tutto aperto sotto. E il mese era piccato tosata a San Quarino. Sì, non è vecchia. Altro. Che ne ha fatte. E che ne ha fatte. Abbastanza sperare che non torni più, ma ho paura. Ho paura. Però, i tedeschi, però sempre portai da italiani. Sempre da qua. Perché i tedeschi non possono avere via a casa cosa che ho. È vero? Era sempre portai dai fascisti.